Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo in via Colugna, ma prima di metterci in marcia andiamo a sfogliare assieme il settimanale Il Friuli in edicola questa settimana. Benvenuti sul Titanic, questo è il titolo scelto. Di cosa si parla? Della Terza Repubblica, quindi politica, molta politica in primo piano. È duro da ammettere, ma l'Italia naviga dritta verso il naufragio. Intanto i nostri parlamentari raccontano i primi 100 giorni a Roma. Sono ore di fuoco queste e quindi insomma abbiamo un po'... siamo andati un po' ad analizzare com'è la situazione. Terza Repubblica, giochiamo d'anticipo. Sergio Ceccotti scrive: stiamo vivendo un mutamento non solo in Italia ma in tutta Europa. Le tradizionali formazioni politiche tramontano e i cosiddetti populisti sono destinati a vincere. 4 domande sulla crisi italiana. E poi nella doppia pagina che segue, bloccati in Camera da 100 giorni. Però appunto ora che il governo c'è sicuramente ci sarà anche tanto da fare per chi? Sono i 3 eletti friulani a Montecitorio, tra emozione per il primo voto e profonda delusione per la situazione di sostanziale blocco dell'attività parlamentare. Alessandro Di Giusto insomma li ha sentiti e nessuno dei 3 però tuttavia era troppo pessimista e quindi alla fine fiducioso che si possa cominciare a lavorare davvero. Sono Sabrina De Carlo, Daniele Moschioni e Roberto Novelli. Proseguiamo con la lettura del settimanale Il lato oscuro della City. L'informatico Carlo Della Giusta racconta in 2 libri l'emigrazione a Londra e il ritorno in terra friulana e i motivi che lo hanno spinto a partire e poi a rientrare. Ecco cosa c'è sotto la patina glamour della capitale dell'impero britannico. E poi parliamo di viabilità. Allora, questo è un tasto dolente. Bassa il disastro della quarta corsia. Bloccati in casa e continui stop alla circolazione sull'autostrada A4 stanno creando gravi problemi alla viabilità ordinaria a Latisana, Palazzolo dello Stella, Mozzana, Porpetto e San Giorgio. I cittadini sono arrabbiati, i sindaci pure e chiedono aiuto. Chiaramente i lavori per la realizzazione della terza corsia incidono pesantemente a livello territoriale nella bassa friulana e ci sono diverse problematiche oltre al persistente, costante e sempre più cospicuo flusso di veicoli e mezzi pesanti che si riversano poi sulle strade secondarie. C'è un problema anche di manutenzione di queste strade e qui il sindaco di Porpetto Andrea Dri si chiede chi pagherà per le strade distrutte. Insomma, un'analisi approfondita su una tematica che interessa sicuramente questa parte della nostra regione in maniera molto molto importante. Cambiamo invece tenore, ci spostiamo nel pordenonese. Una bomba d'amore contro la malattia, questo è il titolo. I Sic Tamburo raccontano come è nata l'idea di reincidere insieme a grandi artisti una canzone che tratta un tema delicato. Il ricavato andrà a 2 associazioni di Pordenone. Allora l'intervista a Gianmaria Accusani ed Elisabetta Imelio, cantante e chitarrista dei Sic Tamburo, che sono appunto poi musicisti molto molto conosciuti non solo ovviamente nella nostra regione nella destra tagliamento. E Andrea Ioime invece ci porta alla scoperta di un misterioso omicidio d'epoca a Trieste. Dopo 250 anni non è stata fatta chiarezza sulla morte nell'attuale capoluogo regionale di Jonathan Wickenmann, padre della moderna archeologia e storia dell'arte, un caso affrontato da molti studiosi e qui insomma vi lascio un po' nel mistero. E invece L'arte non mente è un'importante e bella rassegna che vi consiglio di vedere. 40 anni dopo la legge Basaglia, al parco dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo si terrà questa nuova edizione di questo evento che quest'anno celebrerà appunto la memoria del quarantennale appunto della legge 180 e trasformazione, nel senso di riappropriazione dei posti che sono stati di ricovero e ora tornano alla cittadinanza. Da questo numero anche un racconto in friulano scritto da Francesco Sabucco per chi ama dilettarsi nella lettura in marilenghe e poi naturalmente un'ampia pagina dedicata agli spettacoli e l'apertura dedicata al rumore, anzi non chiamatelo solo rumore. Da decenni in regione è attiva una scena di musicisti performer che fanno parte della cosiddetta sound art, piccola guida quindi a cura di Andrea Ioime, dai nomi storici alle rassegne come il Suolo dell'Arte a Udine per tutto il mese di giugno. Adesso andiamo a conoscere un nuovo edicolante, ci spostiamo in via Colugna a Udine e venite con noi.
Come vi dicevo, siamo arrivati qui in via Colugna, accanto a me uno dei titolari di questa edicola fornitissima e davvero molto molto bella, che spicca per l'esposizione in particolare delle riviste di settore, ma ne parleremo dopo. Allora, vi dicevo, accanto a me Ezio Paoluzzi, che è uno dei due titolari insieme al fratello, da parecchi anni insomma lavora qua. Come è iniziata questa avventura? È iniziata 26 anni fa, cercavamo un qualcosa qui a Udine, c'era questa edicola in vendita e l'abbiamo rilevata e da allora siamo qui. Con degli orari che sono importanti. Sì, la mattina il furgone con giornali e riviste arriva a 6:15, 6:20 e siamo qui, scarica, si inizia a smistare, tutti, prima i quotidiani, poi tutte le riviste. E poi inizia la vendita, naturalmente ci sono bolle, fatture, poi rese, tutto quanto da fare. Siete in una zona molto frequentata in realtà, insomma, dall'utenza, perché siamo a 2 passi dall'ospedale, in particolare dall'ospedale nuovo e dall'ingresso appunto di via Colugna. In che misura incide insomma nella vostra attività o a livello di clientela, oppure anche di problematiche legate voi al parcheggio, cantiere, via dicendo, questa realtà? ultimamente si sta creando problemi, specialmente nelle vie qui a fianco, perché hanno tolto parecchi parcheggi nel parcheggio dell'ospedale interno per la costruzione del nuovo ospedale, e chiaramente tutta la gente che gravitava qui nelle nuove mediche si infila nelle stradine laterali e chi arriva a casa non è molto piacevole questo, però c'è un parcheggio cosiddetto scambiatore, no? Che è stato realizzato molti anni fa in realtà qui dietro, però non è così utilizzato. Era utilizzato prima, adesso dall'anno scorso è a pagamento perché hanno dato dei posti riservati all'ospedale, ai dipendenti, e hanno fatto tutto a pagamento, e allora quando ci sono lauree allora sì, si riempie, altrimenti non tantissimo. Quindi insomma una clientela variegata, immagino. Certo, sì, sono giovani che si fermano, magari qui c'è il capolinea dell'autobus 1 e poi l'università, oppure anche il polo dei Rizzi non è lontanissimo, no? Tutti mi dicono, suoi colleghi edicolanti, leggono poco, eccetera. Questi magari qui è una clientela un po' più privilegiata, o insomma sono universitari, leggono o no sti ragazzi? A livello di quotidiani poco, molto magari ognuno ha il suo o lobby o la passione su riviste di settore, e quelle sì. Piero Paoluzzi, che ovviamente, come abbiamo detto, col fratello gestisce questa edicola, e abbiamo parlato un po' anche del quartiere eccetera. Ci sono tante realtà commerciali comunque qui, e come vi muovete in questa via, insomma? Le realtà commerciali nella zona sono la maggior parte inerenti all'ospedale e all'università, quindi ci sono posti soprattutto di ristoro per l'ora di pranzo. Il quartiere adesso è completo per quel che concerne le cose di prima necessità, perché noi abbiamo un po' di cartoleria, quindi il bambino che deve andare a scuola la mattina trova, chiaramente non lo specifico, però l'emergenza la copriamo. No, la fotocopia, esatto, queste cose qua le copriamo sempre. Poi adesso che c'è la farmacia nel quartiere, anche quella era importante. Poi comunque abbiamo un supermercati vari importanti, quindi diciamo che da quel punto di vista uno che abita in zona le cose essenziali le ha. E poi di fondamentale in questa zona è che abbiamo il capolinea dell'autobus 1, che è il miglior autobus, la miglior linea della città, che ogni 10 minuti è una partenza anche più ravvicinata, quindi veramente è un servizio, è come avere un taxi, perché taglia tutta la città arrivando fino alla stazione o fino al Gervasutto addirittura. Il cantiere, i parcheggi, quanto ha inciso o che effetti insomma collaterali crea al momento? Ma al momento chiaramente i lavori il disagio è inevitabile. E poi la scelta è stata di mettere a pagamento questo parcheggio davanti, che era chiamato parcheggio scambiatore, e quello ha creato un po' di malumore anche in zona, anche se a dire la verità non era molto utilizzato prima, perché uno che deve andare in ospedale deve comunque prendere l'autobus e pagare altri di 2,50 € di biglietto di corsa.
quindi anche lì non so se era prospettato, poi per un periodo era stato fatto, mi pare che chi parcheggiava lì almeno fino all'ospedale poteva andare in forma gratuita se scendeva in ospedale. Quindi potrebbe essere un motivo in più per lanciare il parcheggio. Poi adesso qui su via Colugna c'è qualche problema in più, perché ovviamente gli ingressi, diciamo, da via Colugna, chi deve andare a trovare anche nell'ospedale nuovo parcheggia da questo lato dell'ospedale, e quindi inevitabilmente si riversa in tutte le vie laterali, occupando anche Passi Carai, quindi diciamo che gli abitanti sono un po' arrabbiati. Lei è un residente in questa zona, una zona che negli anni insomma ha subito un po' di trasformazioni, adesso c'è il nuovo parcheggio, il nuovo ospedale, qualche disagio ci dicevano per i residenti. Certo, perché parcheggiano davanti casa, no? Purtroppo capisco che è difficile parcheggiare, ma non puoi chiudermi l'ingresso. Senta, invece anche un quartiere che ci sono nuove attività, è arrivata la farmacia, ci sono supermercati, c'è un ristorante come questo, insomma è vivace e vivo anche. Certo. Adesso non sono momenti bellissimi, perché sono stati belli però quando ero giovane io. Lei ha un'attività, insomma un ristorante molto conosciuto qui in questa rotatoria, come dicevamo è anche una zona che è stata molto riqualificata e ne beneficiate anche voi stessi. Quando siamo arrivati è migliorata abbastanza, molto, poi con l'ospedale vicino noi va bene, c'è giro, c'è passaggio e quindi siamo contenti, sì, di stare in questa zona, perché il parcheggio ce l'abbiamo vicino per i clienti, la sera è libero perché durante il giorno serve l'università, e quindi sì, siamo abbastanza contenti. Il parcheggio è un po' distante, il parcheggio qui infatti facciamo un po' di passeggiata così. E, siete andati nella parte dell'ospedale nuovo o quella? Siete. Quindi insomma c'è un po' di strada, forse il parcheggio sarebbe meglio averlo un po' più vicino per chi deve fare. Pretendere tutto, insomma, siamo in città ovviamente, non si può pretendere la luna. Lei ragiona, la prende con filosofia, la signora cosa dice? Sì, ma anche per me, perché siamo abituati a avere le cose a portata sulla porta di casa, se possibile, ma non si può avere un po' di verde e anche tutte le comodità è impossibile avere, perciò sì, sono delle carenze, però abbastanza bene, diciamo. Accanto a me anche Anna, che è una storica collaboratrice, tutti uniti per salutare. Allora, grazie a Ezio e Piero per averci accolto in questa edicola. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento sempre venerdì prossimo a Gemona. Arrivederci, ciao ai nostri clienti. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci, grazie.